Nei compleanni si dice sempre Andi vai gentu. Ma che senso ha? Sì, che senso ha? Quando una vita non la vivi pienamente, mangiandola in piccoli bocconi gustosi, pieni di velocità, brivido, piacevolezza, libertà di essere quello che si è, senza nessuna retorica, senza nessuna paura. Tu potevi scegliere tra un buio che poteva ingoiarti o prendere la vita a calci. E tutta l'Italia e tutta la Sardegna ha visto il calcio meraviglioso che hai tirato. Non hai tirato una pallonata, hai usato quello che ti piaceva di più, la velocità. In tutte le maniere possibili e immaginabili te ne sei sempre fregato. L'importante era avere qualcosa tra le mani che potesse darti quel brivido, quel vento che tu amavi. Devo ammettere che oggi, sentendo che tu sei partito per un altro sprint che non avrà mai fine, mi è dispiaciuto e mi dispiace, perché tu, Alex, hai dato una grande prova d'esempio per tutti quanti e per quelli che volevano solamente dire qualcosa, per quelli che volevano fare retorica. Gli hai detto di stare muto. Buon viaggio, Alex, qualsiasi sia la tua velocità e direzione, non fermarti mai.